A dare l'allarme nella notte tra Natale e Santo Stefano è stato il fidanzato della figlia dalla Toscana. Ha chiamato il servizio emergenze che ha allertato il Sores del Friuli Venezia Giulia. La compagna gli aveva scritto che aveva conati di vomito e sensazione di perdita di conoscenza. Immediato l'intervento nella villetta di Forni di Sopra, Udine, dove i soccorritori purtroppo hanno trovato una donna già priva di vita, la mamma della ragazza, una donna di 66 anni. Il marito di 73 anni e la stessa ragazza di 28 sono stati ricoverati in condizioni gravissime. L'anziano all'ospedale Catinara di Trieste e la giovane in un primo tempo in quello di Tolmezzo e poi trasferita in elicottero anche lei a Trieste. Entrambi sono stati sottoposti a trattamento in camera iperbarica, ma la loro prognosi resta riservata. Quando sono arrivati i vigili del fuoco, la ragazza era alla finestra cercando aria al telefono chiedendo aiuto. All'interno della casa il padre in affanno respiratorio e la donna priva di conoscenza. A determinare la tragedia l'esalazione del monossido di carbonio provocate molto probabilmente dal malfunzionamento della caldaia. Prima di entrare in casa infatti i pompieri si sono muniti di autorespiratori avendo rilevato con le apparecchiature la massiccia presenza di gas letale nei locali. La vittima era nata a Nepi in provincia di Viterbo in Lazio, risiedeva con il marito a Pordenone mentre la figlia risiede a Prato in Toscana. Erano in vacanza nella loro casa di montagna, una vacanza finita nel peggiore dei modi. I vigili del fuoco ricordano che il monossido è un gas inodore e per questo particolarmente pericoloso, necessario sempre sottoporre gli impianti di riscaldamento a manutenzione, soprattutto quando si tratta di case chiuse da tempo.